Un bel applauso che dà animo alla compagnia di Sclaunic. Buonasera a tutti, benvenuti a nome dell'amministrazione comunale che anche chi stanno arrivati a realizzare con l'aiuto di tante int la stagione di teatrale con le compagnie che ha vinto al nostro comune, che hanno la fortuna di vedere e che continuano a tenere alto il nome del comune di Listizze ogni volta che vanno fuori dalla nostra realtà comunale a fare teatro. Tante compagnie che lavorano e arrivano da Sidonia per realizzare una rassegna anche aiutate di una compagnia di Fur, che abbiamo veduto 15 di fa, che è di Basilian, che quindi non sono dati anche loro il loro contributo, perché riguarda anche la finalità di beneficenze che hanno da queste iniziative. La settimana passata la compagnia di Santa Maria ha passato il testimone a che di Sclaunic e io us ringrazio per essere qui numerosi, per queste prime uscite ufficiali dal new spettacolo che hanno preparato, che verrà fatto in repliche anche domani, dico giusto, e quindi perché che usignot non arrivino a entrare perché la sala è plena, alle appunto l'invito a tornare a tassi qui domani per poter vederlo appunto scomodamente risentarsi e in sicurezza. Io di nuovo us ringrazio tutti, us do una buona visione e come passi il microfono alla Silvia che nos fa già entrare dall'atmosfera dal teatro che vedarin usignot. Arrivederci e ogni ben. Benvenuti alle serate conclusive dalla rassegna comunale 2017. Il nostro gruppo teatrale dal Circolo Culturale La Pipinata di Sclaunic us presenterà una commedia in tre as di Giuseppina Cattaneo, une autorie bergamasche, voltate per Furlan in Une famena fit dal nostro Stefano Pandolfo. Assieme tu alla prova con un scritto che non sa impegnare poi di sempre tra la ricerca di gesti e mimiche e espressioni. Al propongo un tema attuale sulle brame di rival successo al lavoro, che a volte è in contrasto con gli affies. I nostri satori us faranno conoscere le storie di Grazia, giornalista con un puesto di responsabilità tale redazione di un giornale un'evore famoso. È una femmina in carriera che tiene alla sua chiesa, alla sua privacy, alle sue manis. Non ha mai avuto tempo o interesse per robis di cura, ma il suo confinante farà cambiare dal tutte le vite. Us ricordi che come ogni anno avviene una cassetta all'ingresso delle sale per le assoffiarte a favore di adozioni a distanza dal Madagascar, durante che è impegnata Sor Maddalena Mazzarini. Us ricordi che domani a replicarin alla 5 di sera, sempre in questo auditorium. Buon divertimento. E us spray di dissudare i cellulari. Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove e non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non c'è. E in questo blues, questo è il mio blues.
Vanessa. Sì, dimmi. C'è mondo tu lucchiatis. Chiale mio par plagé. Lo hai lasciato sulla mia scrivania prima di venire fuori. C'è tu l'hai schiattato sulla scrivania come da la caporedattrice. Ma non so io forse te io la caporedattrice, Vanessa. Oh sì, che io domani la licenzi. Vanessa, ascoltimi bene par plagé. Chio dalla mia scrivania il coccodrillo e tu lo... A voce di mio. Vanessa, ascoltimi par plagé. Il coccodrillo non è altro che un articolo cassicchiato sulla mia scrivania e a lei di consegnare al capo servizi. Ah, tu capì, come? Oh sì. Vanessa, datti une motte. Incompetente. Sì, ma noi è la sole. Sono ben 10 le segretarie che io ho cambiato agli ultimi 3 mesi. Una è più incompetente di che altre. Sì, pronto? Mandi, Franca. No, tutto bene. Dimmi pure. Ce hai fatto, Vanessa? E ha buttato il mio coccodrillo tal scarico da... Ma se avevi appena spiegato che si trattava di un semplice articolo. Sì, brave, Franca, sì, tu hai fatto bene. Vanessa, hai già cassicire un altro posto di lavoro. Sì, Franca, fammi un piacere. Dai une fotocopie dall'articolo al capo servizi. Sì, alla di là in stampa domani. Sì, mandi, grazie, Franca. Fredo, alle in ritardo. Alfredo, alle proprie in ritardo. No, a digeres che Fredo alle un'evore in ritardo. Si domanderesti quale Fredo. Fredo non è altro che il mio vicino di chiesa, che faccio une vite così caotiche, ma così caotiche, che di dire il vero mi fa veramente pene. E il Vinas, come non hai chiappato dell'abitudine di venire a secchiarmi con tutti i suoi fastidi. E io, come molte della pietà, lo ascolti. O mio, lo lasci calciacari intanto che io e a lei. Ecco, che chi è la mia maniera di fare volontariato. Fredo, leviar. Quante grazie a sei venuto a dirti per l'ennesime volte che io non sopporto più i miei genitori, ma proprio per noi. A son dis che mi pare mi tormenta con i suoi mali. E salve saldi gravi. Attaccherai con Lunis, già. Allora, Lunis, a mattina, intanto che facevi colazione, in tutta tranquillità, non mi vieni mi pare, con un figlio di voce e mi fa, Fredo, sto male. Io preoccupatissimo, lo chiami e lo fa sentare. Papà, c'è atto, c'è ti doni, E lui, sempre con un figlio di voce, mi fa, Fredo, il cuore. Io mi agitavi, papà, ma c'è altro, per l'amor di Dio, il cuore ce l'hai? E lui sempre con quel figlio di voce. Il cuore, Fredo, il cuore, mi batte. Ma ti rendi tu conto che il cuore batteva? Graf. C'è molto grave. Il cuore non l'hai detto, o sbaglio? Gravissimo, no graf, ma chiale chi? Ma c'è moltisa al possibile di smentarsi di metti l'accento. Ma domani mi senti, mi senti. Ma mi state ascoltando? Ma tu sei tu che ti dite che il cuore di mio padre non deve noi, Come no? Va pure in davanti. Chi Lunis? Martars? Durante la notte, intanto che dormivi con tutta profondità. Non vengo sempre di smodi mio pare, che mi stiasse posante mi passa. Fredo sei vuoi proprio lui. E manchi chi sto chiel non va bene, no? Ah, ecco, hai tutto scapito. Domani fasarai venire il pel dretto a tutta la redazione perché robe chi. Oh, no, grazie. Lo commento, non sta disturbati. Sta sufficiente, sempre pare che si vedi che io chiedi di sorelle, col quale l'ha relato a dormire, che non hai capito per qual motivo. Ma ti rendi tu conto, c'è condizioni che io avevo con i miei genitori. Grazie. Mi ascolti tu?
No, c'è che qualche volta è come l'impressione che non tu lo stai spasendo, Grazie? Sì. Tu sei tu che ti dite che il culto mi pare non beve noi, Ah, sul serio? No. Oh, mi dispiace, Fredo, ma io non saprei proprio te c'è di udati. Sa tu, io hai perduto i genitori che eri giovane. Mi dispiace. Sì. Però, sal poi udati, Sì. hai letto un articolo là che diceva che i genitori di una certa età andando ai comportamenti strani perché sentono anche la bisogno di figos. Cioè, a saresti i genitori che hanno bisogno di essere figotati dai figli e non il contrario? Non vi avuto figli, noi hai l'esperienza in questo. Ma l'articolo che hai letto, l'intervista, diceva che i genitori, arrivati a una certa età, e per sei proprio più precisi, torna a sessantina, andando ai atteggiamenti infantili, perché avresti anche voi di far parte della vita dei figli, ormai diventa grandi. E perché la sentono anche la necessità di avere figos. Quindi, se conti il tuo giornale, mi pare mia madre mi stressaresti perché un po' di essere figotati di me. No, non sai c'è diti, Fredo. L'intervista comunque era stata fatta di un giornalista famoso che aveva intervistato un psicologo un'evore quotato. Immagino. E allora è stato che gli dici che i miei genitori avresti diverso pari alla tua età. Quindi, allora anche tu hai una certa età e anche tu hai bisogno di figos. Io non ho in maniera assoluta una certa età, Fredo, e Kishka, ti sei ben chiaro, e poi si può ben dire, no? Io sa meglio forse te trovare, Fredo. No, allora ascoltimi e chiarimi. Ognuno che mi vio mi ammire, capisci tu? Ammire. E ognuno che mi ammira dice a dimostri tori sa mancul dis di mancul. So io state clare, Fredo? Sì, clarissime. E io non come dis di mancul. Io ti avrei dato anche 12. È chiaro, Maricin, ricordati che io, oltre a non avere una certa età, io non ho neanche bisogno di figos. Ale, che io pensavo... E tu pensi sbasse, tu hai di sapere che io sono indipendente, di quando sono maggiorenne, e invite me, io non ho mai avuto figos. Volevi dire, non hai mai avuto bisogno di figos. Neanche quando eri piccole, eri già una dura in tante volte. Figurinsi come che sono una femmina tanto affermata, e un nevore affermata, Fredo. A me mi piace il mio lavoro, mi piace tutto che fai, e mi piace la mia vita e mi piace tutto che hai. So io state clare, Fredo? No, sì, c'è claro. E ricordati che io, oltre a non avere una certa età, non ho neanche bisogno di figos. Esatto, giusto, tranquille, quiete di comò, sentiti chi che io comò avrei svoi di fevelati di memari che ieri ha una certa età e non tu e che chi sta si dichiara fin dall'inizio perché dopo io no e voi di storie Avvio che tu hai capito alla perfezione. Bene, allora ti stai dicendo che c'è stato facendo come? voi di fevelati di memari sì perché tu vedi svoi no che robe lì malati a dre. Vabbè, come si stratto momenti e poi di 7 anni e dopo... Sì, ma dopo la tiadre tu torni a mettile esattamente tal che questo lì che tu le hai schiattate. Sì, grazie, sì, dopo la metà questo. Allora... Ma tu torni a metti la tiadre lì che era proprio esattamente lì che tu le hai schiattate. Sì, grazie, sicur, grazie. Dopo la metà pues, grazie. Odio fevelati di memari, com'ho? Sì, ma dopo la chiadre e a di tornata stes quest lì che tu le hai schiolte. Memari allora. Disimi tu. C'è molto che un figlio dalla mia età, intende dalla mia, non dalla tua. Ecco che questa si dichiara. Ecco, allora fai così. Un figlio come me. C'è molto che poi io di somari a fare fusioni con... Con tu una man. Tomari andava una man. Beh, Tomari è un bel tipo sveato. No, grazie, mia madre non ha un amante. Mia madre ha... A due amants.
Tomari a doi amants. Beh, quando la vio ti farai i miei complimenti. Grazie, maestà, tu dici, me mari no a doi amanti, se neanche tre. Me mari a fas figots e fusions, come pare. C'è robe? Tomari e topari. Tu vorresti di odio, Chiara, mi fai morire di ridi. Ma c'è orror. Oro, e tu vorresti di odio, ma sono come due moroses lì, tutto al dì, Chiara. Ma c'è indecenza. Ah, beh, tu vorresti di odio, quando si bussucci tutto al dì. Come tu dici, ti bussucceresti tu con tu non dalla tua età. Età giusta per te, Ma c'è ti permetti tu di rivolgere a me una domanda d'aliena? No, Chiali mi Fredo, torni a ripetiti, io a Sameio forse te tomari? No, E io che srobes lì non la sfascio. Sì, però... E riguardati che io che srobes lì le sai fatte, perché io non pare svoi che tu pensassi che non la vedi mai fatte, o non sei di buone di fare che srobes che i genitori stanno facendo come. No, lei che io... Io sono sicura che robe lì le sai fatte quando avevi... Quando avevi... Comunque, io sono sicurissima di averle fatte, anche se come mi schiampa proprio del periodo preciso che le sai fatte. Ma, Fredo, ma... Sì. I tuoi genitori, Sì. alla loro età, te no alla mia, se di ben claro. Si fanno anche las effusioni. Sì, però non capisco, ecco, sei giusto. E io sono superiore a che robe così immorali. Ah, tu fai bene, Sì, se tu fai bene, perché io ho sempre saputo che tu sei una femmina tutta di un to, una femmina che va dritta al sodo, una femmina... Forte. Brava, una femmina forte, ma non come forte, fortissime. Ma ci dice anche una femmina... Intelligente. Sì, intelligente. Ma non come intelligente, più che intelligente. Ma anche... Uniche. Una femmina con una unicità uniche, ma anche una femmina... Carismatiche. Brave, carismatiche. Ma ci dice carismatiche, una vere carismatiche, più di carismatiche, ma è una qualità che oltre a che schicchia io spontaneamente, e hai dite su di te, ande una che la supera tutte, se tu, grazie a tu sei una femmina coraggiosissime, perché domone femmine con un coraggio come il tuo, a poi decidi di vivi di Bessole. Grazie, i miei complimenti. Vivi di Bessole. Niente che chi. Ma c'è molti vegni su tal chiave aggiungi che sbrutte speraule sa chi, dopo che srobes ninines che tu has dite con spontaneità su di me. No, io avevi voglia Sì, di... a podarai dà l'impressione che io vivi di Bessole. Sì, a po' anche stai, anche se non è così. A po' anche ammetti che io avevi un po' di Bessole, sì. Ma ricordati, Fredo, che io non so di Bessole. Ho dite chi? No? Io non hai dite che non vai chi. Io hai dite che tu vivi quasi di Bessole. Perché io sai benissimo che tu vivi di Bessole. Di fatto, ricordati che io e hai una miriade di amici, sì, ma amici di che versi? Oh, benon. E per esempio? Per esempio, milk, i parini. Tu non tu sai stros parini che io hai qui a mantenere anche moda i buoni rapporti. Oh, meraviglioso. E per esempio? Hai di fatto un esempio? Sì. Per esempio, il bar,
i colleghi di lavoro sono tutti miei amici, sì. Il capo Silvio, la redattrice Franca, il capo servizi Paolo, tutti i cronisti, i telecronisti, i giornalisti, i corrispondenti dall'estero. E avrei fatto parte anche Vanessa, la mia segretaria. Sono il FOS che qualche minuto fa si è licenziata. Ecco, quindi, come che tu puoi svedi, io non so di Bessole. No, capisco. Ma diciamo mai che questi colleghi di lavoro non vengono mai acchiattati? No, perché sono stati di fronte. E qualche volta per sbaglio io varesi sintuso, io varesi odus. E dopo i tuoi amici, non è mica ben capito che si clami, e gli dai parenti mi è stampato qualche nome, E allora sì, a sui di Bessone. E con chi vorresti tu fossi fammi sentire in colpa? No, io avevo come voi di diti che insomma... tu... hai sacrificato tutta la mia vita per sei qualcuno. Orfane dalla nascita, hai promettuto a me stessa, quando avevi 15 anni, dopo sei stata sballottata di una famiglia che altre parenti, di randiami di Bessone, appena che diventavi maggiorenne. E così facendo hai rinunciato a tante robe. Sì, lo sai, Fredo. Ma ne hai valuto la pena. Fredo, io sono diventata il braccio destro dal direttore del giornale nazionale Il Giorno d'Italia, con la tiratura più alta in assoluto. Sì, io capisco, ma... No, tu mai pensato che... Sicuro che hai pensato che hai rinunciato alla mia vita privata? Io non hai una famiglia. Non hai un figlio, non hai un uomo. Ma in fin dei conti, Fredo, troppe gente vive di Bessole e sta bene lo stesso. Ah, sì, anche questo è vero. Ecco, chiaro me, Fredo, tu hai di sapere che se io avessi voi veramente una famiglia, a può dare schiattare quanto hai voi. Guarda, che l'altro dia sono andato al supermercato, e tanto camminavi dal mezzo della scarsies, allora ho il cartello con scritto affittasi famiglia. E dopo prenderanno un altro con scritto vendesi famiglia. E lì dal bando alla verdura, era l'offerta della giornata, compri 2 figli e ne paghi uno. Dioccano le nuie di ridi, non erano le battute, io dicevi sul serio. Ma dai, grazie per piacere, ma c'è un po' di tu chiacchierare sul serio, dici che tu ti fai sapere su ne fa me, quando tu sbocchi. Allora, prendi tu, se non tu lo sai, per fare una famiglia bisogna essere due, e tu hai chiattato un nome che ti plasi, e soprattutto che tutti i presenti sanno lui. Ma con chi se vorresti tu di che forse io non può dare splagere a un uomo? No, anzi, io sono convinto che tutti i presenti sa più di qualche altro. Ecco, e chi sconcetta ti sedi anche ben chiaro? A me mi è chiaro, a te ti è chiaro che per fare una famiglia uno anche i frutti. Qui fin, siamo la mecca, tu dai, su, non sto dicendo là, sto presente, Come? Non sta facendo così, tu ti rendi ascolto che in quel caso l'età acconta le vuole, no, che tu sei giovane, no? No, tu sei più giovane di tante inche, forse me più giovane di te, ma noi tu sei giovane di tanto che tu sei giovane, sai? Come hai capito, no? Grazie. Sulla questione dei frus. Ecco, io non sai, siamo dita, ma io non sono convinto che tu arriverai più a fare dei frus, dai. Come? Perché hai fatto così, no? Se tu l'abbiate con me, come? Perché non mi dite noi? Vai tutto bene? Fredo, tu Sì. quasi ti aiutami a chiattare le famiglie. Sì, io ho una famiglia, anche in affitto. Hai voi le famiglie, perché hai voi di provare, io dicevo che si sta. A sui stade masse team di Bessone. Sapete non sarà per sempre, però hai voi le famiglie, Fredo. Fredo, mi vai tutto bene? Sì, ti dirai di sì. Ti dirai che tu hai tutto il diritto di avere una famiglia. Ma ti dirai anche che
che tu sei una femmina fortunata, perché io, Fredo, il tuo vicino, a posso aiutarti. Se me di roba di che succede come te i film, però qualche volta succede anche dalla vita reale e qualche volta anche in teatro, succede. Poi tu sei mi togli di te? Sì, sicuro. Allora, Sara, la memorò. La tiadre. È lì. L'uviota anch'io, Kelly. Come la metto a posto, la tiadre? Metti a posto la tiadre. Ecco la tiadre a posto. Come torni per qua e ti dici che Sara la memorò. Ti stavi dicendo di Sara, la memorosa, no? Sì, però, Fredo, Cirdi sta sentato composto. Oh, scusi. Ecco. Allora, ti dicevi di Sara, la memorosa, che è una chiara, fantastica, è tan buona, però ultimamente non se la sta passando tan bene, perché oltre ad aver perduto il lavoro, andare a ricevuta la lettera di Fredo, par plager. Tiale che tu stai fruciando tutte le stoffe dal divano, Cirdi sta sentando composti e domandate, e poi io non sai che c'entra con la tua amorosa lì problematiche. Allora, tu stai a sentire, tu capirai, sono contento per te, e io grazie. non so par, noi è contente, perché tu continui a muoviti e io ti dite di sta fer. A stevi disin grazia, che sono tan contento per te. Ma un evore contento, perché Paolo, il pari di Sara, la memorose, alle cence lavoro anche lui. Ma ce fa me disgraziate. Insomma, due disoccupati e anche sfrat. Sì, tu pensi tu che può dare la ben? Sicuro, sono le persone giuste per te. Per i motivi che tu puoi ben immaginare. A mi piace Sara, però io dico che Paolo mi sir, va là che lei non le male. In che senso? Dal senso che a me mi piace Sara, e invece so pari mi piace come mi sir, dopo tu non sai, ecco. Ma io c'è. Tu non sai, io ti dico dome che Paolo, il pari di Sara, la memorosa, è un evore affascinante. E chi non lo dici io, lo di Sara, che si dichiara, ecco. Ma veramente? No. Ma tu pensi che loro potessero diventare proprio la me fa me? Sì, sono le persone giuste per te. Infatti io farai la memorosa sta donna. Allora, io come a chiappi e a voi, lì di Paolo e di Sara, e a spieghi il tuo progetto e ti darai che loro saranno contentissimi di che roba qui. Sono tutti due disoccupati, Non sta preoccupati, Fredo, saranno pagati profumatamente perché loro, per sé, insomma, la me fa me in affitto. Ma permettimi una domanda, Fredo, Paolo. Paolo? Paolo è Paolo. Sì, hai capito, ma tu sai che Paolo ha anche un uomo. Allora, io, come io di là, che Sara avvignerà a sta donna e un gruppo di robe si fa. Spieghi il loro progetto e dopo tu hai trattato Sì, il ma progetto. hai capito, tu guarda a tua amorosa donna, ma ci vuole c'è molto raro di comportarmi io con Paolo che farà la parte dal me om. Adesso arriva lui, apre piano la porta
poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrare. Grazie, Odino entrare. Grazie, sei tu? Grazie, tu la sei tu? Ma noi se li sunca. Freddo, noi siamo nessuno. No, sa mai di no, ma niente lo stesso. Sì, Anni. E vi dite che accompagnavi chi dal primo dopo di misdì, se andava alla sala della porta via, sarà perché hai detto al garage, tornerà subito. Ma Freddo, a ci arrivavi tu dite che arrivavi? Alla dos o alla stutuartis, come che tu preferissi tu, amor me? Freddo, Sì, non è il momento. ma è sempre un buon momento. No, è vero, no. E perché no? Parce che, ma sei in canustiale, no? Non so sin dove io e te. No. C'è mondo? Sì. Sì. Torniamo a fare. Alla dos o alla scutuardis, come che tu preferissi tu? Ma torna di nuovo a controllare il torlo, Freddo? Sono las dos, Sara. No, scusa. Sono las dos, 1 minuto e 2 secondi, 3 secondi, 4 Ma secondi. scusa, Freddo, ma perché l'ora il mio orologio al segno è la 1? Perché che tu varrai la batteria che si sta disconsumando. No, perché io la batteria è di poca le cambiate. Allora non tu varrai stirati in denaro la spera, può che cambiare l'ora. Neanche che no, perché io che lavoro lì mi vedi che lo hai fatto. E allora chissà per qual motivo, ne si 2 orologi non sai Io la non stessa. sai perché, dimmi tu. Insomma. Ma sai io perché? Gli hai tirato io in denaro l'orologio di un'ora, perché che settimane chi non sopporti più mi pare. E noi io devi l'ora di mandarlo fuori in bottega, che adesso giù a chiartis, e allora hai chiatato chi strucchi. Sì, come Freddo, c'è fasino, Dio che io non posso stare in chiesa di chiatris, c'è che la parola di chiesa, sì, lo sapete, Allora, chiesa di che altri? Che chi comune diventi chiesa do. E la parone, come che tu la scalmate tu. Non diventerai forse tomari per un periodo di tempo. Sì, può dare sedi anche così, ma vi ho detto perché par come io non sa che io ho Io. Allora, intanto prendi tu, ti dici che si chiama Grazia. E dopo una femmina, un lavoro importante in gamba. Visiti che è caporedattrice di un giornale, un lavoro nominato. Ma si può dare se sapere Troscianska? Il giornale? Ma no, grazie. Pochissimi. E visiti che io non ha una certa età, visita al bene. Capì, ma baladì? Tal di Sarajevo. Non hai una belle chiese? Oh, beh, sì. Una chiesa proprio che viene. Sì, è fine. Elegante. Seduta di lusso, E comode anche queste stima. No, si sta che chiederei per l'amor di Dio, no, totale, no, che mi sono sentato io prima di sé una buona affezionata, lasci le piante, per l'amor del Signore. Non così. Ma io, Freddo, però si sei sempre dall'idea che no, a non vorresti in di entrare, No, io sono convinto che non si arrabbierà, no, e anche sono convinto che grazie saranno buone mare per te. Sì? Sì, contimi, dicimi anche mo altri, sì, ci mutise, Non la conosco perché pare sboi, no, perché ogni volta che la venchiso io che tabai e io dove che ascolta. Ma allora è un bravo ascoltatore. Oh, sì, sono tutti in asetta bagazza. Sì, dove però ascolta. Si può dire permesso? Mandi papà! Signor Paolo, mandi caletri pure, vedi la sua femmine. La sua femmine noi andiamo arrivate, ma vi darà che sarà chi a momento. La mia femmina? Ma sì, papà, se non so affittato come fa me, tu va a togliere a te che parta lì, no? Ti fa il son, Sì. non pretendi che lo faccio io. Ma sì, sicuro, ma è una roba nuova per me, capiscimi. Avresti sapere che anche per grazia è una roba nuova, è stanca che non ha mai avuto una fametta alla sua vita, come ha voglia di provare, io diciamo che si sta a costo di chioli in affitto. Ecco, altri avete bisogno di per mangiare e per dormire. E io ho bisogno di volte sdoi per capire, diciamo che si dice in famiglia. Hai accettato, di chi sto secusendo. No, perché mi capisco, Fredo. Io non sai che io e mia figlia chi avendo di comportarsi con grazia. No, non si mai stati in affitto. Scusai, ma la chiesa la chi eri prima? Non era in affitto. Ma Fredo, era la chiesa in affitto, mica no? Scusa, però permettimi, Nerone, no?
pensi tu, che io, avete declamare mamme? È possibile, dal momento che vi accettate, vi comportarsi come una famiglia vera in tutto e per tutto. Possibile? E io Fredo, dimmi, avrei di essere samp, ecco, il samp, in tutto e per tutto? Allora, famiglia in affitto, come è la mia famiglia che mi sta chiamando, e ha bisogno di me. Io bisogna che c'è che si schi, dai tu l'hai da tor, lei da sistemarsi, in modo che qualche grazia arriverà qui e sarà contentissima di io già calasta alla vostra mano. Sì, tu, come se non vedo di là, come un momentino, canin, Fredo! Sì? Ma tu, non avete di là io ho detto la tua fame? Sì, a voi, Sorbisir, a voi subito, anzi io dico dopo, intanto a voi ma dopo torni, a voi, mandi. Papà, non sa me mal, vero? Chiasi? No, frate, alle tammiori della carica sta prima, e chi sta lì sicuro? Ah, sì. Ma, Sara, tu pensi che vedi fa bene accettare questo impegno? Ma sicuro che vi fa bene, Io, se sto dando dal mio moroso, e non può dare sensi più contenta di così. Io no. E poi, e non le può, avendo un cuviar per usare il chiave, avendo approfittato di questa situazione, seppur provvisoria, per arrivare a un lavoro stabile, tutti o due. Sì, su questo non hai dubbi. Dome, Sara, c'è un vino di comportarsi, no, con grazia, con questa grazia, benedetta. No, avete vivi con niente, Sai, ma Fredo mi ha favelato tan bene di e tu lo sai. E per questo, papà, non sta preoccupati masse, comportisi come una vera famiglia, no? Tu vi daras, che si chiattare bene. Tu vi daras, e tu ti chiatteras bene anche tu. Sì, frate, ma tuo mari, c'è disarà, pure femmine. Me mari, papà, non è più, purtroppo. E io, sì, mi sono fatto una ragione. E a stare sore, che tutta la facessi, anche tu. Tu vi darai. Papà, tu vi darai, non sto preoccupato, e si chiattare bene, si chiattare bene con io. Tu non avevi nome di comportarsi come una vera famiglia. Io, tu e Grazia. Sono sicuro che saranno all'altezza. Dome, tu mi permetterai di essere un ticchino preoccupato, Ma no? sì, a tua ragione, però, credimi a me, si chiattare bene, tu vi darai. Ma come no? Ci detto, già che sinchi. Non può dare no controllare e dare un'occhialata al resto della chiesa, Io disarei di là parlare. E a portare via anche la svalise, così a viocce che le parla. No, se tu vai a parlare, io la repagavo. Ecco. Adesso, Sara, Sì? di là è un problema? No, tutto questo di là, perché c'è Isaac non va. Nel bagno. E dopo la chiamare di grazia, ecco. No, di là invece tutto questo. Io ho chiamato della me, chiamare. Pensi che se di la me faccio cadere anche il biglietto qui. Chiale c'è che l'è scritto. Benvenuta Sara. Non pensi che se di stato un lavoro di linda per di grazia? Sì, un lavoro in ma dopo, noi altri. No, noi altri, di là, nome che piccole stanze. E che ha il bagno e la chiamare di grazia. E la mia stanza dove la è? La tua stanza. La is la tua stanza. Calzedi, chi è divano? Dio, chiale che ne vorrei bene, E dopo? Alle anche comode, Non si sta proprio bene, che? Piuttosto che pies, alle mie tegni buono il divano, facciate dite? Sì. Ma frute, Sì. a proposito, che io Certo. che a fare il sfratto e il trasloca sono tutto sudato, avrei sta Distrutto, gusto della no? fame in docce. Sì. Aspetti tutto, grazie. Sì, va tranquillo, va l'aspetti. Io intanto approfitti a Paul, senti un po'. Non è tan comodo che il divano, Io che? non so convinto. Ah, sì. Io devi esame sarebbe grazie. Sì, va tranquillo, va. Io sempre spirito,
al palchià, perché si romperes e alle un chiar riguardo al mio viaggio in America, no che chi non posso. Oddio, sempre all'aria in chiesa, ma c'è fasio. Oddio, ciao di capo. No, ma non posso spaccare neanche la bottiglia, si romperesse anche che chi. E mi sporcherei tutto il divano di vino. E restare smaglato per sempre. No, neanche la bottiglia non va bene. Oddio, ma c'è fasio. C'è voglio fare. Certo, come l'are, lascio ancora desiderare, essa si indumidì su questi lavori. Acclami Garbiniers. Eccoci che gli fa. Acclami Garbiniers. Oh, Sara, indulà. Lo sai che si è rotta qui? Hai svegliato qua che abbiamo venuto? Ma che si è rotta chi hai, grazia? Alla parole di chiesa? Grazie? Grazie, Oh, signor. grazie che si Hai sveglia, svegliato che qua si che abbiamo sveglia. venuto? Forse è colpa Grazie, dell'accappatoio? che si sveglia. Ma tu papà, non pensi tu che anche se tu avessi svolto un smoking in tora saresti venuto con pane? E poi essi, ma io sono sicuro che è colpa dell'accappatoio. Grazie che si sveglia. Oh, speriamo che non si dimora. Non sto di monade. Oh, signor. Ma papà, ma c'è stato cirilli fa, C'è io facevo. Ma tu vuoi di profittare di Ebushan, le comando? Ma non sto di monade, sapevo Dio di non mi sa respirare. E allora? E per fortuna respira, perché che mi ha panato che io ti hai. Oddio, grazie. Oh, signor, ce si fa, se con che svegli Così, sono papà, mi non ti metti un po' di aghe qui sulla muse. Un po' di aghe, sì. Cettioli. E certo di che non sa glot, Ma no, che non ne taceve. sì. E dopo gli occhioli chi ma aspetta. Oddio, si ha di alzare le gambe, con che svengo uno. Oh no, ho il braccio, oh, signor, non sai ce fa. Oddio, è venuto tutta rossa, perché che si stia fuori, pure femmina. Oh, signor, c'è bottone. Oh, signor, ma non arrivi che aghe benedetta qui. Sì. Ma papà, cosa state di besol con io un momento che tu zaccoli pronto un'altra volta, Approfittare della situazione. Ma c'è pensato che tuo padre sei un maniaco sessuale? Non sai io invece che tu sei. Hai sbottonato la chiamese, pensa che io alzo la schiamme, sei venuto tutta rosa e mi chiama. Dai, dammi calata. Non faccio. Oh, porca miseria, però gli arrivate anche in musa, che si sveglia. Dai, tirare su il passaggio. Grazie. Io da soio. Cavegni, grazie. Da soio. Ma che succede? Ma che succede? No, tu chi sposato? Freddo, venga, aiutami. Ma grazie, se succede, ma è stato un po' bene. Non ti piace la tua famiglia? La me fa me. Ma sicuro che chi è Sara, la memorosa, te la presenti? E che chi è le Paolo, il mio futuro miser? Plagé, Sara. Per Paolo, sono nome na Paolo. Ma allora tu sei sull'elare? Ma grazie, ma è stato bene, Un elare Sara, ma c'è detto? Ma tu ti sei tu l'ordoi qui dentro in chiesa e tutto, hai pensato che fossero due ilari? Fredo, avrei voluto dire di te se gli entranti in chiesa e tu avessi siatato due persone che tu conosci. No, sicuro, tu hai ragione, è colpa mia. Alla caviglia della porta viata, avevi pensato che tu l'avessi sassata da La queste? quarta viate? Ma sì? Ma non è fatta queste, ma la so proprio di smenteate. Scusami, grazie, domandi scuse se mi sono permettuta di entrare. Anche io, mi dispiace di essere entrato così. Dai, come le due sclarite, io disarei che potresti staccare a dai dal tuo, grazie, no? Sei di tu? Sì, no, volevi dire, no, tu sbagli, ma scusate, hai di domandare anche io scusa a voi altri, perché te l'imprimi, mi sono spaurita quando chiamata Sara, che era distirata sul divano, ma dopo, quando hai veduto lui, mi è venuto veramente un manchiamento. E
allora hai proprio te vere, no? Che tu, papà, alla tua età, tu fai un certe fiette, la sveglia. Sta di monada, stai proprio quel tono lì dopo. No, beh, io adesso invece che è stato un bel inizio, perché lei il primo impatto che il conte, sul serio, no? No, Fredo, non è come che pensai, no. E io, a me è venuto fastidio, quando vi ho dovuto entrare Paolo... E tu hai pensato che era un uomo di una dialetto sfolgorante? No, Fredo. A me è venuto fastidio, perché quando lei entra Paolo, non hai potuto fare di manco che vi ho detto che... Chi pensa che era l'onda di te su? No, Fredo, a solo svinude quando vi ho dovuto che aveva l'accappatoio viar. Papà, ma c'è... Scusate, io non mi arrivo a fare che avevi l'accappatoio via. Grazie, io vi prometto che non succederà più una roba del genere. Ma tu poi sei di sicuro che non succederà più? Ma tu vuoi di fare un sparaviglie subito? Ma no, io non vedo bisogno di arrivare. Come le due clarite, io a dire adesso che potresti continuare insomma tutte le vostre azioni per conoscersi. Anche mi pare che grazie a Paolo Fredo, sì. Callo scusi, grazie, callo scusi, ma non sa neanche c'è che sta di gente. Allora io come a voi di là. E tu non potresti tu venire con me di là che ti schiavi che sono sgracciato. Andiamo a paglietta, torni dopo. Andiamo. Mandi. Sì, forse le mie orba che mi chiavi l'accappatoio. No. C'è nulla? Tu non ti svegli che io mi chiavi l'accappatoio? No, Paolo, credo che in tu stesse giornate, una seconda volte, per me sarei smasse. Non tutto sta pensando che io venivo di chiavarmi l'accappatoio. Sì. No, grazie, io poi sì di chiavarmi l'accappatoio per mettermi al di più adeguato. Ma di là, no, chissà. Per fortuna. Io allora voi. C'è bene, c'è stato anche lavoroso. Ma se spropita una biele coppie, Oh, Sara. grazie. Oh, scuse. Questa troscia che ti va anche te via perché il gioco di Perauleski, grazie, no? Infatti, per sì. fortuna che con me nessuno l'ha mai osato farlo. Scusa. A me ne pare con ye a brutte sfigure. Assim proprio te metto sbene. E come c'è Fasio? Bisogna che cominci a comportarmi di mari se gli ha di fare la parte di me figlie, no? Forse te avresti finire di chiamare Grazia e cominciare a chiamare mamme. Sara, Sì. frutta me. Sì, mamme. E ven chi sentiti d'ogni di me. Sì, mamme, grazie. E come c'è Fasio? Non sai c'è maniera che si comporti secondo una figlia. Bisogna che fasi tesoro, dice che è venuto per televisione. Ma io che roba non la svio per televisione, signore. E Sara. Sì, mamme. Sara. Avuto un lecca. Un lecca. Alla metà. Hai sbagliato. Ma c'è molto ho fatto offrire un lecca. Anche un frutto piccolo al capire che non è una frutta di un anno. E bisogna che rimedi subito. E Sara. Sì, mamme. C'è di tu. Se io e te domani e Anin a fa un giro per le botteghe. Guarda, buon. Per le
botteghe. Oh, a me mi piace tantissimo la par botteghe, mamma, grazie. Oh, sì. Ah, non è così difficile, sei una mare perfetta. Oh, sì. Allora, domani ti parti in tune botteghe e tu la che vendi tutto per la scuola e in vetrine e hanno un bellissimo diario. Un diario? Ma io, alle di un bien piescano voi poi a scuola. È vero, mi sei dismentata che sta cercando un po' di lavoro. Ma c'è difficile che lei sapesse c'è che i figli hanno voglia di vedere. Sì, ma se ti fa piacere, regalami un diario, per me va benissimo, sì. Sarà utile compagno, sì. Allora io domani ti parti da queste botteghe, come che ti hai detto che venduto per la scuola, e ti compri questo bel diario rosa. Color di rosa, ma tu sai se pensi che io vedi che... Boh, va bene, mamma, va bene, sì. Ah, a proposito, Sara, scusa, non ti hai neanche mostrato la tua chiamarute. No, mamma, grazie, ma sì, anche sì, tu me le hai mostrate, sì, ma anche tu eri, no? Sì, su suggerimenti di Fredo, no? Sì, hai chiappato un po' di confidenza con la chiesa, sì, e non potevi sbagliarmi, perché scogniva sedi la mia chiamara, perché hai chiatato, proprio che il biglietto che con scritto il menù, sì. Oh, No, sì, grazie. tu hai fatto benissimo, anzi, io spero che ti piace. Oh sì, è bellissima, sì, la me. E come, sì, se tu permetti, se col tuo permesso, io avrei svolto di là, metti a questo i vestiti, no? Che io ho in cima tutta la valigia. Va là, ma sì, va là. Buon, allora, grazie di tutto, mamme, grazie. Grazie, mamme, grazie. Hai di semi proprio che rincretinite. Ma c'è molto fatta a trattare come che fosse una frutta piccinine. E lecca. E il diario rosa. E per finire, la chiamarute. Che situazione che così poco familiare, che mi manda fuori di me. E Sara? Hai là te la so chiamarute, te la so stanze. Sì, se l'ha fatta la sostanza che Hai la metti a questi i vestiti che avete te la so valisi. Ecco, io sto a proposito, no? Ecco, anch'io non può dare sistemare i miei vestiti che sono chiamati alla valise. Ah, sì, giusto, i tuoi vestiti, sì. E stanca ti hai come omping a fit, tu vorresti magari di mettere... Scusa, grazie, mi venuto un po' di spisica. Vorresti una tacciuta di acqua, per piacere? Sì, Paolo, ma sentirsi magari sul divano come ompe femmine, no? Sì, così a tu... Ci si dice non rompe una femmina, io non sai come si comporta. Ecco Paolo. Grazie. Buone, no? Fresche, buone. Avin la casetta dell'acqua. L'acqua del sindaco? Sì. Fonte Geremia? Sì. Buonissima. Buone, no? Tu vuoi diventare un po'? No. No, scusa.
E io non so, no, Paolo, sì. tu, lei tu, lei tu, Io, lei, sì, a lei, giornali, libri, roba, è stato, hai gestito un'edicola per tanti anni, ma dopo è fallita purtroppo. che a lei il giornale là che lavoro io? No, dai, sul serio? Ben, grazie di fatti i complimenti. Io che giornali lo leggo sempre volentieri. Alle scritto e curato, un evore bene. Paolo, sì. scusa, ti può dare sto tornamenti al cuscino lì che ha l'era? Dio, sicuro, grazie, Ecco, certo. sì. Ecco, grazie. Ecco. Quale rubrica ti piace di cui? Ah, io a voi mappa la pagina sportiva, sai? Sì. A me mi piace gli sport, tantissimi. A te? Sì, anche a me. Sì, Ah, anche se hai di dire il vero che io pratico poco. Sì. Oh, dai. Io proprio di sport non mi intendo per lui e bisogna che cambi argomento. Oltre a avere il controllo quasi totale dal giornale, Sì. mi piace seguire in particolare la pagina dalla politica, in particolare la politica locale. Ah, dai? Sì? Vabbè, anche a me mi piace interessarmi di politiche locali. Oh, bene. Ah, sì, avevo un'assessoressa che lavora bene e mi piace. Sì. Ben, finalmente anche in comune. E qual è questo assessore che ti... Ah, è l'assessoressa al sport? Ah, tu non ti idea? Non ti idea, grazie di troppe iniziative scavate che fammi lì. Una mia di casate. Mi piace, sì, in gatto. un evore di iniziative sì, interessante, sì, anche un evore popolare, popolare come tante trasmissioni che trasmetti in televisione. Ah, A te sì. ti piace che la televisione? Porca Paolo? miseria, quando arrivi a casa io la sera, mi chiappi così, mi Paolo, metto sul divano. Paolo, scusa, può dare tu? Sì, scusa. Ecco, no, allora, No, sì. vabbè. Io no tanto, però hai di dire il vero, le trasmissioni che mi piacciono di più sono che fanno pensare. Ah, sì, anche a me mi piace la trasmissione che fanno pensare, però c'è che mi piace più di tutto, io che alla televisione, stato cercando. Quanto tabè di tennis, di ballone e di rugby, e lì io mi piace ore e 6 ore, di tu, pace. E anche a me mi capita di vedere che trasmissioni così piene di balles, no? Però hai di dire il vero che c'è che mi piace di più sono le trasmissioni lì che cercano, i documentari lì che cercano dal mare. Io adoro il mare, le passeggiate al mare, le vacanze al mare, il Savalone, il Sorelli. Sì. Ah, il mare è la più bella creazione che il Signore poteva regalarnos, grazie. Però di quanto non me la passi più tan bene. E scogno rinunciare al mare, e dite che mi mangia un lavoro. Mi dispiace tanto Paolo, ma ti capisci, a soffrire anche io sono potessi là al mare, a vedere la sondes, a fare una gita con la barca, al mare, c'è bene. Sì, mi mangi tutte queste robe lì, però c'è che mi mangi più in assoluto, c'è che lei, il sci d'acqua, grazie, il windsurf, io che mi sparlotti dalla sonda, No, ma si rendeso conto? Qualche minuto fa sai domandare che non sapevi c'è che a poter piacere io. Ecco, come lo sai perfettamente. Oddio,
Entra pure, Fredo. Ma non sta azzardati a dirmi qual è il tuo sport preferito, perché a me proprio non mi interessa, Dove vedo, dove per domandare se stai veramente tutto la tua famiglia? Benissimo, hai di dire proprio te che hai, non potevi avere una famiglia e poi dire di che Sicuro? Perché mi sa me che tu... No, io con Sara avevo un feeling invidiabile con Paolo. Con Paolo hanno d'accordo proprio te su tutto. No, sono contento, perché io l'ho saputo fin dal primo momento che lì hai le persone giuste sparteggiate. Ma ci succede? Ma non lo sai, io penso che se di pazzecca scoviare che mi plastia là e fa tante sporde. E come ti fa che male vita Lo lì? sai io, non hai Fredo, capito. secondo me che ti mi ha stirato un bel po'. Scusai, a lei Silvio, il mio capo. Sì, pronto? Mandi Silvio. Dimmi pure. Ah, ti ho organizzato le cene? Sì. Oddio, non mancherai. Dimmi quante, tu là e io avevo. Sì, d'accordo. Sì. Dimmi pure. Ah, le anche al altri? Sì, dimmi. Ah, c'è robe? Ah, hai una cena di là che è invidiata anche la famiglia? Ah, no, va tutto bene. Sì. Se io hai una famiglia, è sicuro che hai una famiglia, Silvio. Io non so se mai che ti salti in palchiare certe domande. Sì, beh, se non lo hai mai detto, è un motivo, lei di sicuro. Ah, tu vai anche di sapere il motivo. Beh, il motivo è semplicissimo. Io attengo ben separate la mia vita lavorativa dalla mia vita privata. Ecco. Ma non sto sentendo in imbarazzo a domandarmi se mucca hai fatto una famiglia? Sicuro che sai se mucca hai fatto una famiglia. E a tutto voi di sapere se mucca hai fatto la me? Vabbè, chiaro, come ti spieghi? E hai un uomo e anche un biello. E un uomo anche atletico. Tu non tu sai, trasposta al pratico. Sì. Oh, sì, hai anche una figlia. Sì, una figlia femmina. Silvio, ma c'è domande fatto? Le femmine, a me, sempre al pari. Poi come ho pensato di aver soddisfatto la tua curiosità fino in fondo. Ecco, benissimo. Sì, mandi Silvio, si vede insabile. Fa me a vez di udami, a vindi dimostrare al mio capo che no, assim non è vera fa me. Res, al lavoro! What is doing? Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Porca miseria. Ma dove è finita, grazie? La sossunta mi speravo sono state. Sforza, al lavoro! E partita di chiamare... So. Sì. Io hai in chiamare so di un'ora. E tu? In chiamare to? Ecco che è il stripon di partenza. Sarebbe un quaderno per dire noi stipon di partenza. Sì, hai elencato le domande alla scuola concordarem le risposte in maniera che la studierem bene proprio per parsa me. Se ha una vera famiglia. Esatto, una famiglia vera. Ben dite, mamme. Tutto tocca con me? Sì. La prima roba che tu vorresti svolgere di sapere. Scusa, Sara, potresti per piacere spostare la chiadre con un inin di cui attenzione e dopo per piacere ci sta sentate composte? Sì. Dal di sempre? Sì. Mettiti Sicuro, mamme. Ben ogni di me un po'. Scusa Sara, ma io preferirei staccato un punto pari. E il fatto è che lui, sabide di sera, sarà proprio te so dai riflettori.
Ok, mamma, messaggio ricevuto. Tacche pure col papà. Sì. Ben Paolo. Sì. Allora, tu c'è cognome a tu. Valessi. Allora, io di fantate Mareni. Mareni. Quindi tu Valessi. Valessi, giusto? Sì, giusto. Dimmi, tra sensato? Prim chi las domande las fasio. E secondo non si domanda mai in assoluto l'età una femmine. E così. Sono d'accordo con te su una femmina qualsiasi, ma non con che si tratta di proprie femmine. Esatto, papà, tu hai ragione. Sara, va subito in chiamare to. Ma piano se mica così piccolo di mandarmi in tale chiamare, là. Scusa, mi sono lasciata un momentino chiappare la mano. Scusa. E tu, Paolo, tro sensato? In fin dei conti, anche io avrei di sapere tro scalare al mio home, no? E brava la mamma. Vedi che tu rispondi come tu. Sara, va subito in chiamare to. Anche tu. Boh, scusa, mi sono lasciato contagiare. Beh, chiaro, nenina, che io non ho nessunissimo problema di trasciare che andai. Ecco, sì che dunque io andai... E tu? Anche io. Assis con Chrysler, eh? Vers, tutti due, perché io non ho capito c'è che voi dite, no? Sara, va subito in chiamare to. Ma allora che l'ho visto, il vostro, Scusate. Allora, stavi in disegno. Tu l'assassino conosciuto? C'è deciso al liceo? Sì, vabbè, Non stava resa, mi piacerebbe salvi di più romantico, no? C'è deciso magari in un bar? Porca miseria, ti tumbarti a me è un incontro romantico, dai, grazie. No, si sono conosciuti in vacanze, al mare, a Cannes. Guarda, boh, ma non ti avevi sbagliato però, Sara, ma c'era vestito, le parfente, no? Sento come freddo diventate. Allora, dunque, dai, ecco, allora, tu stavi stiaminando in riva al mare, intanto che io facevo i miei 10 chilometri di giochi, ma tu... Allora, dopo... Sì, lui tal sanca l'addome sport. E dopo tu corrinte con la foga di Cori, tu mi hai spoccate e io lì hai perduto. È la Bempiere. Ma Sara, non sto di monade, scusa, io penso che queste situazioni di cui noi tanto abituati che hanno un po' confondute. Ma Sara, ma tu hai detto che avevi voluto addendiare degli giovani? C'è lui? Ma c'è saresti a di anche? Chiara il mio minuti, din che io sono due mei. O quasi. Sicurissimamente che sono due chiutori. Paolo, io... par plaisir, sta sentato con posca, tu mi fruci tutto il divano? Va bene. Sicuro. Tesoro. Tesoro, Chio, Stavi di fare un po' femmina, le mie cominciare a abituarsi, no? Allora, tornando a noi, tu stavi stiaminante e io sbadatamente corrente ti hai poccate facenti colare sul savalone lì, ecco, insomma. Ecco, sì, così hai dato proprio un bel spettacolo di me, a due che mi chialavi, e vai in davanti. Mortificati, che l'atto brutale, hai cercato di rimediare, e allora hai chiappato las dos mans minudes e quel contatto. Vai in davanti. Quel contatto ha impiato in me un nemico che è diventato fu quando i miei voi hanno incrociato i tori. E dopo? E dopo io, poi là di freddo, perché sta qui con quattro sdoi, a podare anche bruciando. Sì, ma plan che ti andrai, ma non tutto il metti male a questo. Ma sicuro, la sicuro. Ecco, ma c'è di tan speciale che ti andrei, io non hai capito. E così, Flora, e così. Benedetto. La smanza. Ecco, tornando a noi, allora dopo l'incrosatura dai voi, ecco,
E dopo... E dopo? E dopo noi, porca miseria. Sara mi fa perdere il film, mi fa perdere. No, tu vedràs che no comò che il fila tornarin a Cirilo e tu vedràs che lo chiatarin. Hai chiatato un che piacevi quando eri giovane, figurinsi se come mi lasci schiampare. E dopo l'incrosadure dai voi, tu mi hai domandato un appuntamento, ti ricordi tu comò? Brava e bravissima, come mi ricordi alla perfezione, sì. Sin la fu la sera stessa, cenute romantiche in un ristorante. Da Pierre sarebbe stato un ristorante a Cannes, che a volte si chiamava così, no? Sarà sicuramente in Cimò. Ah, boh. Sì. Ecco, e dopo cena vi fatto una passeggiata altrettanto romantiche, teneramente abbracciati sul viale di lungo al mare. E dopo? E dopo ti ho invitato al mio hotel e lì le è succeduto. Sì. C'è robe? Io mi sarei sconceduta la stessa giornata che si conosciuti. Sì? No, Ma le perfetto. Neanche fantasticante perché si fa di No, tutto si sa che io hai un'alte moralità. Sì. E io non sono mai stata nel facilone. No. Mi dispiace, e finale alle di cambiare. Così bene. Ma grazie, sai di te chi? Sta lì per un motivo. E a conoscere anche massa ben chi sto motivo. Ma no, stavi cercando tu ne so le giornate, tutti io vedi me in queste storie. Che serve di fatto? Saresti venuto il concepimento di Sara. Pur! Come che ti stavi dicendo? Se no, unire il tutti, tu ne giornate sole, sarà più difficile confondersi con i tuoi colleghi se voleranno sapere che sono là della roba fra di noi. O sbaglio? No, mi dispiace, come voi in davanti. Si sposato dopo 3 mesi e avevi fatto la luna di miele, dove l'avevano fatta? A Cannes. Anche no, ma si già sta 3 mesi prima. Simpi, per il fatto che così non potevi confondersi. Se mi avessi menato dalle Bahamas non mi sarei sconfonduta di sicuro. Come voi di pensare a qualche sabato di sera nos vederanno entrare insieme, no? Io e te. Boh, va bene, però vi li va in pins. Allora, grazie. Si metti in doglie e dopo la facciamo. Grazie. Scusa, tu stavi dicendo? Si metti in doglie? Sì. Bene. Allora, grazie, ma no. Alla nostra età, ecco, sì, non ti muoio innamorare. E tantissimi anche, E poi, no. No vin età. No, no. Bravo, bravissimo, mi piace. Però io direi di entrare manta la mano, c'è dico? Sì, benissimo. Boh, dai, d'accordo. allora. Manta la mano. Così. Scusa, ma entrarino ti all'ansita ai voi? Dio, grazie, dopo 30 anni di matrimonio, a me sembra essere un po' esagerato. E i tuoi colleghi, che sono giornalisti, potrebbero essere anche insospettiti. Sì, non avevi pensato. Però, una roba bella voglio fare. Allora, noi rivengi dalla tavola, quando sei lì, io ti sposti la chiedrei per farti accomodare, perché se si sta un buon cavaliere. E in quel momento, una bussata e voi di datale. Bravo Paolo, bravissimo, così i miei colleghi si amoreranno tutti di invidia, bravissimi, sì. Una bussata, giusto. Una bussata, cioè, una bussata, in che senso una bussata? E Dio, grazie. Una bussata vera, No, si può, una bussata vera in teatro non si può, ma la dite anche una mia amica che io di teatro sentito. Va bene, cavadi per una semplice bussata. Così vai bene, Ma tiale, ecco. Adesso ne vorrei convincere che i quattro doi come uomo e femmine. Boh, sì, possiamo avere una scena forte, ma che l'aveva provata, stanche, grazie. Aveva voglia di farli morire di invidia i suoi colleghi. Sì, l'idea però è stata so,
E pensa che avresti voluto darmi una vera bussata se io non lo fermavi. Ma papà, a teatro, una bussata vera. Scusate, io non sapevo che a teatro non si poteva bussarsi, porca miseria. Boh, mi ho cambiato discorso. Sì. Allora io spero, no, sì, che avete avuto tempo a sufficienza per le vostre prove, se che come se è arrivato il mio turno, grazie. Sì, non varessi anche mo finire, però dici che di tempo han vin anche mo. Sì. Vere tesoro. Sa tu che mi piace, che tu dici, tesoro? E a me mi piace il tuo tesoro. Ma signor, c'è che mi tocca di oggi. Buon allora io, grazie, sono nasciuto il 3 di giugno di 32 anni fa. E anche io il 3 di giugno. Dai, c'è bien coincidenze, eh? No. No? No. Per noi è bene per il nostro scopo. I tuoi colleghi hanno scusato per svolte che lo facevano in notà e questa altre robe che avresti in modo di sapere che avessi in comune. No, e quest'altro problema sa anche che venire Bravo, bravo. No, bisogna chiedere una soluzione a che robe qui. Facile, una soluzione. Una di quattro sdose cambierà la data di nascita. No, io non cambio la mia data di nascita, no, i miei colleghi... Boh, va bene, Io hai non capito. cambio la mia data di nascita, A che roba no, chi a no. pensare in un'altra volta, vai bene? Allora, come invece pensin, ecco, pensin a qualche Sara era picciole. Ah sì, giusto. A qualche lave a scuola? Sì, brava. Sì, perché tu sei stata tu a scuola, no? Sa. Ma guardi sì, ma Boh, dai. Allora, io diserei, ecco, di chiamare al di simpatico, in maniera che arrivi a tirare l'attenzione dei colleghi su di sé e su queste robe allegre, simpatiche, e così non va di domani altre, se robe tutta la sera si chiacchiera di che. C'è disegno. Bravo Paolo, ma tu sei un genio della truffa. Addirittura. Allora, eccoci capodinfa. Ad esempio, tu lavi a partare a scuole spesso e volentieri, per la mamma, no? E tante svolte, ecco, sì. Ecco, e tante svolte tu ti smettevi di lazione. Sì, per impegno di lavoro, naturalmente. Sicuro, così i miei colleghi sapranno subito c'è Mari perfetta che sono stata io, no? sì, ma papà, scusa, io che tu arrivi tu, che mi accompagnavi a scuola, e sempre tu che si dismenteava di venire uomini, Sì. Ma c'è Pari meravigliosa. tutta Una volta sola, mi sono... Une alla volta. Ma scusa, ma sempre per problemi di lavoro. Lavoro che come mi clama. Mamma e papà, e hai un colloquio di lavoro? No, dai, c'è con te che sono per te proprio. veramente. Scusate, dai Franca, le parlavo. Sì. Sara, vai di fare dei complimenti. Dimmi. Anch'io ho un colloquio di lavoro. Dai, sì? Noi dite noi per scaramanzie, Spero che sia di la volta buona, per tutti i doni. Guarda, non si risolve che situazione. Ma, papà, sì, che ti domando le robe, no? Dimmi. Ma, c'è mi detto di Grazia? Grazie. Sì. Grazie è una persona simpatica, insomma. Sì. E anche una bella femmina, diciamo un po', sì. Oddio. Andare a smanie, si vedrà. Sì, ma... Però noi mai, dai. E, dai, potresti dire che insomma se sapessi più un po' di anni di manco, ecco, potresti anche chiamarla interessante, chiamarla in considerazione, ecco. Sì, ma scusa, ma se ne io e ne tu a Savintro sei scandale, Insomma, Ma, a voi, papà, a ti piace, vero un po'? insomma, di plaisir forse era esagerato. No. Dicono che è un tipo un po' particolare, ecco. Si vede che come si dice così. Sì. Invece ti ho di dirti che a me, grazie, mi piace. Dai. Sì. Io,
Si vede che noi abituati a venire per chiesa, sì. Però di dirti la verità, che proprio te la sta mettendo tutte, Sì, per sì. sedi, une buone mari, ma soprattutto per sedi une buone femmine. Deh, tu, non vai di là a un colloquio di lavoro? Sì, sì, capito, ma Ho capito, parti, sì, no? ma- Però capite come donne, no? no, Sai che già tennis, però... Ecco qua, hai risolto anche questo problema. Sono così là dentro e non sai. grazie, no, vengo la fur per lavoro, sì. C'è molto. No. No, non avevi nome grazie a un colloquio di lavoro? Sì, avevo il nome io, però dopo hai scoperto che andavo anche il papà, sì, allora... Anche tu, Paolo. Sì, anche io però ci hanno mostrato un momento. A voi a torni e dopo a tornare a fare le stesse prove di famiglia. Bene? Sì, vai pure. Adesso? Di là. Adesso. Mi scappava. Ecco qui, finalmente di Bessole. Mi mancava proprio della mia solitudine. Oh, c'è accoglienza, oh, prende l'entusiasmo, mi raccomandi. Scuse, Fredo, ma eri per zore pensiero. Stavi tu forse pensando a Paolo? Paolo cui? Dai, spiritosone, mi sbaglio tu e Paolo, eh? Tu sbagli. Difficile che io mi sbagli di te che sono schifo. Ah, ti dite che tu sbagli. Paolo, sì, è una persona simpatiche, una persona amute. Con la quale tu tutti i chiatti sono vorre bene, no? Ah, dai, grazie. Sii sincera, manco una volta con te stessa, dai, per piacere. Ecco, sì, hai di dire il vero, Paolo è una persona attraente. E hai di dire che se avesse avuto qualche anno di manco, avesse potuto a talo anche interessante e magari tenerlo in considerazione. Io sempre saputo io che il signor Paolo era un robe corso, Paolo, Ehi. Fredo, forse non tu has capito che volevi dire. Io volevi dire che Paolo a lei non mi interessa, anche se lei è una belle persone. Ma anche Sara è una brave frutte. Sì, hai di dire la verità che ve ne fa me mi piace. Ma se hai di scegliere tra loro e la mia indipendenza, a scegliere la seconda. Di sicuro la mia indipendenza. Sì. Sicura, vero? Sì. O forse no. Allora non proverà nessun fastidio, se già un domani Paolo e Sara torneranno dal loro vecchio appartamento. Ma tu ci non lo sato? L'avvocato Marritti mi ha consegnato queste lettere, per dire che sono il moroso di Sara, dicendo che già un domani ha potuto tornare in possesso dal loro vecchio appartamento, visto che Sfran non è diventato esecutivo, non mi ha spiegato perché. Ma loro lo sanno già? No, di fatto ieri venuto da queste a portare queste lettere, ma a che ore chi? Avresti di sei furba ai colloqui, se non sbaglio. Sì, di fatti, non so. Ma secondo te, quanche loro lo savaranno? Sì.
Alleranno vie subite. Mi lasceranno un'altra volta di Bessole. Dio, quel podino. Oh, Bessole. Ma non mi avevi tu appena detto che tu avevi stagnato la tua indipendenza? Sì, lo hai detto. Allora. Tanta, la randia è lo stesso, a Malsin. A me mi piace la mia indipendenza. Ma per me, a podin la via è quanto a voi. Non è che, a mi sa me ave, come che Paolo alta casa affezionassi a me. Ma sa tu che hai avuto io che impressione lì? Ma non va mica tan bene, eh? No, perché che roba chi non smetterà te casi, perché Paolo è tanto un brafon, che però quando si affeziona alla robe e soprattutto alle persone, dopo fa sfattura, fa une scelte. E è sempre stato così, me lo dite Sara, e pensa che una volta Sara mi dite che ha fatto un'altra storia. Ma io penso che Paolo, al vedi di tornare alla sua abitudine, anche in virtù del fatto che... Che tutto è stato in Bessole. Esatto. Io non vorrei che Paolo si sentisse in colpa dai miei confronti. E allora ho pensato di chiappare un'importante decisione. A Sara io che manderai via Paolo di chiesa con due scuse. L'importante però è che tu non ti consegni la lettera prima che io lo vedi mandato via. E tu sei proprio sicuro di questa importantissima decisione? Non ti hai pensato che al Podares... Al Podares odiami? Sicuro? Ma tanto al decideresti di la via lo stesso. Quindi, che lo mandi via io o che vadi via di sua volontà, per me non fa nessuna differenza. Proprio te convinta? Sì, sono convinta. E allora sa tu cerca di dire che il signor Paolo è proprio un stupidato a lasciarsi piardi e stiampare una femmina come te. Ma tu sei buono, tu Fredo, ma sono stata io la stupidata e avevo sempre non pensato al mio lavoro. No, volevo dire che io ho amato il mio lavoro come se fosse stato un... Hai capito. Ma che chi? A cui hai poi di contare. Allora, senti, sapete la cena con i tuoi colleghi, siamo convinti tu? Ma inventerai una scusa per non là e dopo vedrai. Vabbè, se tu hai deciso così, io c'è poi di fare di più, noi, Allora, tambarca, vadi e casomai si odin dopo. Mandi? E io che attaccavi a sentire il suono di poter cambiare la mia vita. Di quanto hai provato a vivere con persone che possono far parte della tua vita, io non avrei poi voluto cambiare, anzi avrei voluto far diventare altri Stefano. Hai detto una bausia, Fredo. Io non avrei potuto poi tornare alla mia indipendenza. Pazienza. Ma come c'è scuse a di chiatà per mandare fuori Paolo di chiesa me e di chiatà Aldi di tan convincente. Grazie. Hai un lavoro, un sure lavoro, ti rendi conto? E pensi che tu sei tu la causa della mia fortuna, grazie. Vai bene. Sì, Paolo, io sono tanto contenta per te. Non è che hai pensato che tu e Sara non potessi più restare qui. Ma c'è? No, non sta scherzando, vero? No, che ti avevi creduta quasi. Tu vorresti di fare l'attrice? No, Paolo, io non sto scherzando. Tu devi sapere che se hai chiappato questa decisione è perché le è succeduta di tanto importante. Ma perché non svegli tu, perché? E c'è succeduto di così importante? Ecco, Paolo, io più volte, no? Sì. Più volte ti dite di non fruciare così dal divano, ecco. E tu mi mandi via di casa perché ti fruci i così dal divano, ma va. Non è perché, Paolo. Ah, se va chiacchierando? Sì, chiaro il me Paolo. Si dice disastro che mi combinato. Nessun disastro, non è che
Non mi piace che tu ti vesti, ecco. C'è roba? E ti rido il corpo che schifo. Sono scuse sono ridicole, sai? E per te sono ridicole, ma per me sono vitali. Ma io c'è roba. No, bisogna che esageri. E ti disarai di poi, Paolo. Ah, sì? Senti, che cosa Sì, ti dici? disarai di poi. Dai, Tu? Io, sì, io. Proprio te tu? Sì, Tu chiaro il me Paolo? sì, sì. A tu sei masse vecchio per sapere al meon. C'è roba? Ma te l'hai dite? Io, ma sei vecchio! Sono io che vuoi via, non che tu mi mandi via di casa, io c'è roba, se io posso vecchio sbagli, io ho bisogno di aria fresh, ma io vecchio, brutto decrepito, ma io c'è roba. E non tu mi piaci, sai che perché tu sbatti le quartes? Proprio ti hai esagerato. Me pare, a mia detto che tu non sai para pur di chiesa e che hai di là preparare la svalis. Ma, grazie, è vero o me pare, là, stai dando volte? È vero in parte, io sì, dite che avessi di la via, ma io di valigie non hai chiacchierato. Ma scusa, Grazia, no? No, pensavo che ti piacessi un po'. Ma sì, che mi piace, non è che non mi... Io non... Sì, buon chiale, beh, lascia piardi. E già capito, a voi a preparare svalis, sì. Dio, ma se non farò a resistere fino alla fine. Io non mi muovo di chi? Hai firmato un contratto verbale con te e intenzione di rispettarlo fino in sonno. Accirerai insomma sì di vestirmi miglior e di non bruciati i cosini, ecco. Non tu vuoi la via? E io, anzi, perché che riguarda la mia età, io conosco Fabrizio lì all'anagrafe in comune mi fa scambiare la data di nascita. Io non ho mai saputo che robe chi si poteva fare. Va bene, io non mi muovo di chi. Come c'è Fagio? Sì, te Paolo, sale poi besca vin concordando, ma che non venga anche mo stabilito, tu di sapere che non tu perderas neanche un centesimo. E sempre che cazzo di lei. Sì, pronto? Mandi Silvio, sì, dimmi pure. Tu vuoi di feverà col meon? Ma perché non tu crudi scalegisti? Beh Silvio, a chi spunta tu mio figlio? Anche i miei colleghi non mi crudi. Beh, chiaro, a me non mi interessa proprio di lui, No, io non ho nessun problema. Tal passi subito. C'è molti, ma non mi vedo per le parate via. Non mi ha appena dite che tu mantinerai fede al contratto verbale, ti darai il doppio. Io respinderei dome se tu mi dici strossai che tu hai. Mai! No, Silvio, non era con te. No. Risquinte ti disarai croissants che hai. Forse. Pronto? Sono Paolo? Sì, sono Paolo, l'uomo di Grazia. Che mi dici? Grazie. Esagera, no? Un po'. C'ero bene, scusa. Hai di dire a Grazia che non stai a suggerire? Cambio di che io non ho bisogno di nessunissimo suggerimento per descrivere la mia femmina. Buon pariere. C'è dici di Grazia. Grazia è semplicemente meravigliosa. E io sono innamorato di lei come la prima volta che l'hai veduta. La voglio sapere anche altri. La data di nascita è facile, il 3 di giugno. Gli anni. No, è buona educazione domandare l'età a una signora. Sì, capito che lo sta domandando a me e no alla mia femmina. Ma è sempre l'età della mia signora che io non disarai mai. Ma la voglio sapere qual è la rosa preferita della mia femmina? La rosa preferita della mia femmina è la margherita. Durca l'esatto, Silvia. Non stiamo mica facendo un quiz sulla mia femmina. Che se te è un contegno per dinderindina. Il mangiare? Sotto che la mia femmina mangia poche nuove, quelli che sei. Allora, il mangiare che la mia femmina preferisce è il pesce.
A voi sapete c'è tipo di pesce? Il pesce che la mia preferisce è il pesce spada. Ma sì che io sto penso di essere soddisfatta a pleno la sua curiosità, no, signor Silvio? Casimiro, allora, anche no. Ma Casimiro, allora, qua c'è che sta robando al tipo, la me fa me. La canzone preferita della mia femmina. C'è, signor Silvio, anda tante che i plasi che... allora, un cerchietto, un cerchione... Ah, Picciu, grazie, amore, Picciu. Poi la canzone preferita della mia femmina è questo piccolo grande amore di Venditti. Come si scusa? No, il maglione, sì, mi sei sconfonduto, io sento altre musiche, quindi non saprei dire. Come io penso di essere soddisfatta, plena la sua curiosità, no, signor Silvio? Anche mo, ma non siete l'ultimo però, Il film preferito? Il film preferito non mi fa io vado al cinema, vai io di che roba che come io di concentrarmi un momento per dire che c'è allora un uomo di base, sì, un sciore, sì, Ledianei, un signore, un uomo, il film preferito della mia femmina è Il Signore degli Anelli. Sì, i plasi talmente tanti film sulla femmina che non gli passava, le faccio tante capì qualcosa. Sì, Bianzina, sì, signor Silvio. Sì, sicuro che lei sa. Conoscerà io la mia femmina che non lui, no? Sì, e dopo una domandata, signor Silvio, c'è mai che lui ha stato queste robe sulla mia femmina, la domanda, amico? Allora un vero così per l'assunzione da questo vuole. Non sai, c'è molto mai vado di crodi, non vado di approfondire l'argomento, sa? Perché io sono un lavoro, io lavoro sta mia femmina. Sì, io... Sì, sicuro che vengono a cena sabato di sera? Sì, partire la frutta, oddio, sicuro? Bon, arriviamo di sì, signor Silvio, sì, mandi, arriviamo di sì. Paolo, tu sei stato bravissimo, io non sai proprio che ci vuoi ringraziare. Oh dai, non è stato anche tanto difficile. Bravo, veramente, grazie. A proposito, ma sapeva tutte queste robe su di te? Avrà sicuramente ripaiato qualche duo, sì. Io sono convinta. Vabbè, però santo che tu vorresti su un futuro come Mimo, un futuro come Mimo, sei stata bravissima. Sì. Penso che Savignarai licenziate dal mio lavoro di giornalista e palacene, a Savarai ce lavoro fa. Che io e te siamo degli attori fantastici. Potrei essere a teatro con Camimbo. Non uso nessuno. No, si chi non io e te, manco manca non lo sapevo dove. E con che ti hai fatto il pesce spada? Sì, ti abbiamo fatto gli ghitti. Ci ridi. Tipo, ma se stai sapendo per tu sta strada di che cavare svuzze me mari anche se per poco e tu ridi, ma ti hai dato di volte il cervello qui, Come tu ridi sul nemico? Dai, Sara, non sta bene dal nemica, grazie, ecco. E poi, sinceramente, io mi sono anche divertito. Vabbè, sì, io non sai che avessi fatto, quattro sdoia qui, no? Però se si viotta, se ti sei divertito. Sì. Ma tu, papà, tu sei rimasto buono, tal di sempre. Io sono buono, sì, ma non è con le persone che lo meritano. Ecco Paolo, io ti ringrazio per tutto quel che tu hai fatto e il fatto a lei che come anche se io ti ho trattato male in nome di... Non è stato per noi difficile, no, anzi mi sono divertito tantissimo. Sì. Ma papà, ti sei tu dismenteato che io non sa parat pur per strada, Di chiese sotto, sei tu dismenteato? Poi io... Fredo, ven cá, Fredo, perché qui, sì, ven cá.
E di contatti une robe particolari sulla tua vicina. Io non so parlare fuori di chiesa. Ah, lo so già dite. Ma tanto io non mi muovo. Tanto io non mi muovo di chi. Ma no, tu vuoi la via nonostante io non vedi voi di vetti? Sì, è stato perché che Fredo mi ha contato tutto. Ma non c'è, Fred. Fredo, grazie, Sara, alla dite che già con me a poter tornare in possesso da questi vecchi appartamenti. Guarda buon. Sì. Evviva! Allora, mi vie subito perché chi non si ben voluto. Ah, ma io di chi non mi muoverai mai. Non mi sposto. Grazie. Voluto sposarmi. Ma c'è non fatto domandare chi, dopo tutto che non sa fare. Paolo, stai bene. Maestà mio, più la smana. Sicuro? Grazie. Voluto sposarmi? Ma tu papà, tu vuoi di farmi morire? Io non so, ti hai dato di volte, un'altra volte. Grazie. Accetti tu. Io, Paolo, non lo sai. Io? Sì, papà, se ti piace a te, grazie. Non può dare fammi altri che piace anche a me, nonostante il sprat dal quale io non hai capito nulla. Grazie. Ti prometto che sarai un uomo dolce. Ma sarai un uomo premuroso. E dopo anche Oh sarai... signor, c'è capitato che viodi. Ti prego, grazie, ti prego. Accettilo così come che lei, perché se non mi pare che si disfera sul pavimento, non viodi. Ma io non sai, Paolo, io non rinuncio alla mia libertà, non me la sento. Ma senti, grazie, scusa, quando metti me pari, in confronto alla tua libertà e indipendenza. E dopo, a proposito di indipendenza, come se che io e chi si sposi, Sì. a me la sta qui, Sì. e che l'appartamento resta libero, e poi i sinestrini d'amore. Oh, grazie, sposo subito il papino anche voi, no, ieri. Oh, io credo un appartamento. Oh, plan 4 sdogli, Sì. Dall'appartamento a tabagliare un'altra volta. Grazie dal mio cuore. Ma Paolo, ma tu potrà sopportare i miei pos di fies? Pos? Pochissimo. Ma sicuro che io sopporterai, anzi, io amarai un parone, Bello là, un'altra volta. Ti prego, grazie. Accetta la sua proposta. Allora, accetti con gran piacere. Ah, non ti pentirai. Grazie. Sulle pubblicazioni, non varremo mica di scrivere la data di nascita. No, sulla me no. Allora neanche io. No. Fantastico. Io e Fredo, no, per i vostri matrimoni, ma vorresti pensare di regalare la luna di miele, no? No, Fredo, ci dici tu? Sì. E su quale località vorresti di concentrarsi? Su Cambe. Adesso qui
Nu was geen kapot moment. Perché noi vi straks sono semplicemente distrusi. Allora volevo ringraziare l'amministrazione comunale per aver fatto anche chi sta nella rassegna e la protezione antincendio che è presente. E dopo volevo anche ringraziare tutti che ci hanno aiutato per poter mettere in scena questo teatro, questo testo. Cominciando dalle nostre due nonne, che poi vengono fuori anche come Lucia, Clementina. Sono sempre chiese. Non dite che sono vecchie, ma vedremo, tenere in conto. E dopo avevo anche ringraziati la squadra che hanno smontato su anche la scena, qui che è Mirko, Amilcare, Claudio, a Flavia Zorzini, che lo sa anche chi sta pitturato la nostra scenografia. E dopo vengono su insomma Tascur, Audio e Luci, avevamo Moro Andrea, che è anche il presidente del circolo, e il suo aiutante è Sergio Tavano. A fianco insomma avevamo anche Arturo, che lo sa filmato, e che ogni anche abbiamo avuto un grazie anche a Stefano, a Nicola Fantino, che un signore gli ha dato la mia attrezzatura e così lo sa fare la foto. E dopo viene anche Silvia, che è qui dal pubblico, che oltre a aver presentato, anche che seguisce i trucchi, sbellezze e pettinature di tutti. E dopo non per ultimo, ma non per la storia per ultimo, che due amici, che 4 amici. Un grazie ai 4 amici che vengono qui, che abbiamo fatto un bellissimo percorso che stanno. Alla protagonista, Raffaella Tavano, al suo vicino di chiesa, Stefano Pandolfo, a Luca Pagot, a Paolone, e la Sofia, Ada Nazzi. Questo era sentato. Un man di cura anche all'autrice, a Giusy Cattaneo, che non ha scritto il testo, non l'avevo invitata, ma anche è impegnata con compagnie. Ecco, oltretutto hai già patente. Vabbè. Allora, noi finito. Allora, dopo mezzodì a 5 noi saremo qui per la repliche e così dare spazio a altre persone. Dopo, ci voglio dire, sabato prossime, a fare un'altra replica a Sclonic, fare una serata teatrale a favore della casa di via di Natale. Ho già un par di anni che lo facciamo là, dal cortile dei Mores, in piazza in pratica, ecco. E dopo do un'anticipazione per la sabato 10 e domenica 11, sempre il Circolo Culturale, insieme con le altre organizzazioni del paese, ha organizzato un weekend in favore di Castel Sant'Angelo sul Nera, che in pratica tutte le offerte vengono andate a questo paese terremotato dalle Marche. Allora in pratica sarà un sabato di sera, che sarà una cena furlane, con fricco, paste, e la domenica sarà qui in pratica qui in auditorium con un bai chians e vari artisti che animeranno così la serata. E come mi farei, se permettete, su un plaisir da parte mia, ecco, visto che noi siamo gli ultimi, a sei chi presenti su questo palco, mi piacerebbe che finisca chi disegna la rassegna, che dice sono due parole, e il parole che dalla casetta dell'acqua, Fonte Geremia. Se si sente di giusto in due parole per sarà la serata. Ecco. Lui di solito non è mai presente chi ha di a Fevelà sul palco, ma che chi ha un impegno perché l'anno passato
vi aspettato al manco quasi 5 mesi per di vedere in questo spettacolo. Ecco, a te Geremia. Allora, se vi sai i due vecchius di l'anno passato, dopo che hanno bevuto l'acqua del sindaco Fonte Geremia, ecco. Abbiamo snacca dentro ogni anno, ma chi sta ancora lei tornato? Avete me 2 anni, quindi approfittate, dopo... No, io veramente mi sono divertito e l'ultima volta che io due scassinasse a San Sual che hanno fatto un spettacolo di Zimpai anziani, perché se vi sai se lavoro di l'anno passato, era un monologo di Luca veramente forte. E io sono andato a San Sual pensavo di giocare 4 giorni, una roba mostruosa, no? Una roba mostruosa che si sono divertiti di matto, ma sono ridotto anche il messaggio che hanno dato. Pandolfo, io non so se ho da stile di lavorare con le frecce tricolori, no, perché un po' di traduzione scalfas, però la parrucca la fa sudare, è calato 1 chilo. Comunque io direi ringraziare di Scalonic anche per le iniziative di Castel Sant'Angelo sul Nera, che è un comune piccolissimo di 300 abitanti che 7 comuni dal distretto del Carmora hanno deciso di adottare. Il 16 di giugno prossimo sarà il sindaco, perché sono stati invitati all'asilo, che hanno fatto una raccolta, sono stati, dopo una manovra della protezione civile. Io sono stato 20 anni fa, mi sono avvilito perché da questo paese di 300 anni, d'un viar, perché d'estate alle plene, era dove la baracca del municipio, un'altra baracca dell'ufficio tecnico, e i bagnos. Sì, e il resto come che era il mese di agosto. Io non voglio fare esempi se ne è, perché se succede che via come non credo che sia di grande differenza. È cambiato purtroppo il mondo. Però non stiamo dismentirsi di loro, io voglio dire grazie che di Scalonic e a tutte le associazioni del comune di Listizia che tutte hanno aderito. Sono veramente orgoglioso di voi. Grazie. Grazie Geremia. Allora, volevo non finire, ricordando che questa manifestazione accetterei all'Usside, se non lo avete già tolto, in tutto il programma di queste serate, ecco. E come proprio hai finito. Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni, e non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Nascondersi non serve, è questione, sai, di tempo. Ci sorprende prima o poi. Prima o poi. Questo è l'amore,
l'esigenza, forse la risposta è tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è.